Di nuovo un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. È arrivata questa mattina a Roma la prima tranche di 3 milioni di dosi di vaccino Pfizer, attesi per questa settimana. Questo primo lotto, riservato alle categorie d'età più elevate e ai soggetti più fragili, sarà indirizzato verso poi i centri vaccinali del centro e sud Italia, mentre i lotti successivi saranno spediti alle regioni del nord. Intanto si attendono ulteriori novità sullo stop al vaccino Johnson & Johnson, fermato ancora prima che venisse inoculata la prima dose, visto il blocco alle vaccinazioni imposto dagli Stati Uniti a fronte di alcuni casi di trombosi e insorgenza di malattie rare del sangue. Entro la fine di giugno il contratto con l'azienda statunitense prevede la fornitura di 7 milioni di dosi, mentre quelle arrivate finora sono poco meno di 100.000, tutte stipate all'aeroporto di Pratica di Mare. Nella nostra regione domani sarebbero dovute arrivare 3.500 dosi distribuite agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste. Se lo stop dell'EMA dovesse durare solo qualche giorno, allora non ci sarebbe alcun impatto sulla campagna vaccinale, altrimenti c'è da attendersi ulteriori rallentamenti. I bambini che hanno compiuto 6 anni di età non devono indossare la mascherina all'interno delle scuole dell'infanzia al pari dei loro compagni d'asilo. A dirlo è l'ufficio scolastico regionale che il 13 aprile ha risposto così a uno dei quesiti che più preoccupavano i genitori. La direttrice Daniela Beltrame, con una risposta protocollata ufficiale, ha spiegato che l'obbligo della mascherina da parte dei bimbi più piccoli parte solamente dalla prima classe primaria e non dunque al compimento del 6° anno, come si poteva intuire dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Questa decisione, ha spiegato la direttrice, è stata presa per garantire l'uniformità dei comportamenti all'interno della stessa classe e non per ingegnare e ingenerare un dannoso effetto imitazione. Per quanto riguarda le scuole elementari, invece, l'ufficio regionale ha ribadito che nel caso in cui si evidenzi una difficoltà insormontabile all'utilizzo della protezione da parte di un figlio che non abbia ancora compiuto i 6 anni, la famiglia stessa potrà chiedere nella dispensa, presentando alla scuola un certificato in tal senso rilasciato dal pediatra di libera scelta. Con la riapertura delle scuole, un altro tema caldo è quella della gestione di eventuali positività. In base alle linee guida per fronteggiare la diffusione del contagio, molti istituti hanno disposto quarantene rinforzate. Oltre ai compagni di classe, l'isolamento dovrebbe interessare anche i fratelli minori di 16 anni e un genitore. La gestione sarà valutata caso per caso sulla base di quanto disposto dai dipartimenti di prevenzione. Intanto si sono registrati già alcuni casi di positività, 2 ad esempio ieri a Trieste. La Procura di Pordenone ha chiesto l'archiviazione per le 18 morti dovute al Covid avvenute un anno fa nella casa di riposo di Zoppola e nella RSA di San Vito al Tagliamento. Le indagini hanno escluso responsabilità da parte del personale. Nessuna responsabilità per le morti da Covid nella casa di riposo Miccoli Toscano di Zoppola e nella RSA di San Vito al Tagliamento. La Procura di Pordenone ha chiesto l'archiviazione del fascicolo che ipotizzava contro ignoti il reato di omicidio colposo plurimo. Nella struttura per anziani zoppolana, che un anno fa contava 108 ospiti, sono state 17 le morti di persone contagiate, su cui si è concentrata l'attività di indagine della Guardia di Finanza. Le indagini, delegate dal procuratore Raffaele Tito ai PM Federico Facchini e Maria Grazia Zaina, hanno concluso che il virus ha solo accelerato la fine di persone che già versavano in condizioni precarie di salute, come testimoniato dalle autopsie disposte, e il personale delle case di riposo ha messo in pratica ogni precauzione possibile, anche in considerazione dei limitati dispositivi di protezione tra marzo e aprile di un anno fa, facendo il possibile per preservare la salute degli anziani. Stesso discorso per la RSA di San Vito al Tagliamento, dove si era verificato un decesso sospetto. Spetterà ora al GIP esprimersi in merito all'archiviazione, ma è quasi certo che il quadro a carico dei responsabili delle strutture sia di molto depotenziato. Una linea confermata anche dal fatto che pure nella seconda ondata, dove contagi e morti si sono presentati in molte altre strutture del territorio, non è stata disposta alcuna indagine perché i contagi erano troppo estesi e risultava impossibile individuare o attribuire responsabilità precise.
Il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, ha chiesto l'intervento di una commissione di inchiesta dei NASO della magistratura al fine di indagare sulla gestione globale della sanità regionale con un focus sulla situazione di Palmanova. Il sindaco si è detto infatti molto preoccupato dall'ultimo grido d'allarme lanciato ai vertici dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale da una quarantina di medici operanti nel reparto di medicina Covid dell'ospedale di Palmanova. Una missiva con la quale gli operatori sanitari espongono le criticità della struttura e le problematiche legate all'organizzazione nella gestione dei pazienti Covid. Di pochi giorni fa inoltre anche la lettera di denuncia degli anestesisti secondo cui a Palmanova e Gorizia non sarebbero stati segnalati reali numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Se ci sono delle responsabilità, queste devono venire alla luce, ha detto Martinez. Quanto sta succedendo a Palmanova è lo specchio di come si sta gestendo l'emergenza sanitaria in regione. Il sindaco di Lignano Saviero, Luca Fanotto, chiede l'apertura della stagione turistica a maggio anziché il 2 giugno come annunciato dal ministro Garavaglia, altrimenti, avverte, gli operatori saranno subito in difficoltà, a rischio ascensione Pentecoste, due date che sono molto care agli austriaci che scelgono il nostro litorale per trascorrere queste festività. In questo momento noi non abbiamo ricevuto delle regole, le regole per quanto ci riguarda sono quelle del protocollo Stato-Regioni dell'anno scorso, che ci auguriamo non vengano cambiate quest'anno, perché altrimenti chiaramente ci sarebbe un'ulteriore difficoltà nel riorganizzare tutte quante le aziende. Il problema è che il contesto nel quale dobbiamo lavorare risulta ancora molto frammentario e particolarmente incerto. Si è parlato dell'apertura della prossima stagione turistica balneare per il 2 di giugno, io mi auguro invece che questa apertura venga anticipata a maggio, perché altrimenti ci sarebbe un rilevante danno nei confronti degli operatori economici delle località balneari che andrebbero a perdere le festività austriache e tedesche dell'Ascensione, del Corpus Domini e della Pentecoste, che invece risultano essere delle date già fortemente prenotate da parte del turismo straniero, e quindi è chiaro che questo si riverbererebbe poi complessivamente sul fatturato complessivo annuo degli operatori economici. Mi piacerebbe che a livello nazionale si parlasse un linguaggio unitario e comune, perché già questa cosa delle zone rosse, gialle e arancioni sotto un profilo turistico spero vengano superate per la stagione estiva, perché altrimenti sarà molto difficile lavorare in queste condizioni. E il comune di Staranzano ha aperto un bando per affidare in concessione 2 porzioni del Lido che, se attrezzate, potrebbero rappresentare una valida alternativa alla villeggiatura estiva in questi tempi di limitazioni negli spostamenti. Aperto il bando per ottenere in concessione le spiagge del Lido di Staranzano, un angolo di paradiso mai attrezzato per il turismo estivo ma sempre e solo utilizzato per le passeggiate. A darne notizia il sindaco Riccardo Marchesan, che vuole trasformare quest'area, in parte ricadente in una riserva naturale protetta, in luogo di svago per trascorrere giornate di relax sotto il sole, viste le restrizioni e l'impossibilità di spostarsi in altre località di villeggiatura. Per questo è stata migliorata la passeggiata dell'Argine, particolarmente frequentata in questo periodo di limitazione dai residenti di Staranzano. Parte da una porzione di Marina Iulia e arriva fino a Punta Barene. Le aree che saranno affidate in concessione rientrano all'interno di una porzione di arenile di circa 700 metri, dove sarà possibile allestire ombrelloni e sdraio nel pieno rispetto dell'ambiente. L'obiettivo è anche quello di pulire parte dell'arenile dove l'Isonzo scarica tronchi e ramaglie. Parliamo ora di una preziosa opera dell'artista veneziano Guido Cadorin, che era stata rubata durante la Seconda Guerra Mondiale e poi è comparsa in un esercizio commerciale di Udine. I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno restituito un dipinto a olio su tavola, nudino femminile, dell'artista veneziano Guido Cadorin, risalente al 1921, alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina.
Trafugato da quella pinacoteca nel corso della Seconda Guerra Mondiale tra il 1944 e il 1945, è stato riconsegnato dai carabinieri del TPC del capoluogo friulano. La tavola era stata messa in vendita all'Incanto per conto terzi in un esercizio commerciale di Udine, intercettata dai militari del reparto specializzato nel corso del quotidiano monitoraggio sul web, insospettitisi dal pregio dell'opera. Grazie alla collaborazione del Comune di Latina, della Quadriennale di Roma e della Biennale di Venezia, il dipinto, censito anche nel bollettino delle ricerche di Criminalpol, è stato riconosciuto come quell'oggetto del furto perpetrato negli anni 40. Il possessore dell'opera, residente a Treviso, è ritenuto acquirente in buona fede perché all'oscuro dell'origine delittuosa dell'opera. C'è stato un incidente stradale questa mattina lungo la Osovana, nel territorio del comune di Tavagnaco, all'altezza dello svincolo per Pagnaco, che ha coinvolto 3 veicoli, un mezzo pesante e 2 autovetture. Una delle 2 auto è finita cappottata dopo aver impattato contro un'aiola, l'altra è finita contro la parte anteriore del mezzo pesante. Feriti in maniera non grave i 2 conducenti delle automobili, illeso l'autista del mezzo pesante. Traffico che è rimasto bloccato per chi procedeva verso nord. Su richiesta della Procura di Gorizia, che ha concordato con le risultanze investigative dei Carabinieri di Monfalcone, il GIP del Tribunale del Capoluogo Isontino ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti di 2 attività commerciali di proprietà di un 45enne di origine campana che era stato arrestato lo scorso 7 ottobre nell'ambito di un'operazione in materia di usura, spaccio ed estorsione. Il 45enne era stato arrestato al termine di un'articolata indagine durante la quale era emerso che indagato formalmente nullatenente conduceva un tenore di vita sproporzionato. Costerà 2 milioni di euro il nuovo ponte che andrà a collegare di nuovo l'abitato di Timau con il Tempio Ossario a Paluzza. L'infrastruttura che va a sostituire quella crollata a seguito della tempesta Vaia è in fase di progettazione. È ormai in fase di progettazione il nuovo ponte che a Timau di Paluzza collegherà il centro abitato con il Tempio Ossario, un passaggio strategico sul torrente But crollato a seguito della tempesta Vaia. Costo dell'opera, a cura della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, anche tramite fondi europei, 2 milioni di euro. L'intervento andrà a concludersi il prossimo anno, quando si potrà quindi togliere il ponte Bailey, installato in emergenza a servizio delle abitazioni. Quasi ultimato poi, sempre a Timau di Paluzza, il passaggio Passerella, che era ugualmente crollato a seguito del forte e improvviso ingrossamento delle acque del torrente But. Meteo permettendo sarà inaugurato nell'arco di 2, massimo 3 mesi. I cantieri procedono al meglio, dice soddisfatto il sindaco Massimo Mentil, anche per le opere di difesa spondale del But. 2 interventi importanti sono in fase di esecuzione infine anche nella zona del Moscardo e sarà allargata e migliorata la viabilità che conduce a Malga-Lavareit, prima piuttosto accidentata. Tra poco l'appuntamento di A voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di giornata.